settimane. Per tu hai parlato pronti via, spero di recuperare Sanchez. Eravamo rimasti a lunedì, a martedì, a lunedì. No, io sapevo che Sanchez non l'avrei recuperato, lo sapevo dall'inizio della settimana. Pensavo che invece Totò, sì, di averlo a disposizione, perché considerato che avevamo giocato sabato e si rigiocava di domenica, ma invece di giorno in giorno ho visto che questo dolore al piede non passava mai, anzi era sempre, fino a ieri almeno, l'altro ieri, faceva male anche a camminare, quindi non ho fatto nessuna pretattica come qualcuno ha voluto dire. No, nessuno l'ha detto. No, ma io ero in televisione lunedì e avevo già detto che per Sanchez ero molto pessimista, ero su una televisione e un ospite della trasmissione commentò dicendo che insomma era lunedì e che era la pretattica. Io sapevo che Sanchez non ci avrei avuto, peraltro non faccio mai di questi tipi di giochini, dico quello che è. Seconda e ultima domanda, credo che si imponga a questo punto, senza i due gemelli del gol, senza due piccoli, senza due rapidi, un mutamento, una modifica nel piano di battaglia del canovaccio tattico. Sì, abbiamo provato diverse soluzioni alternative e naturalmente deve cambiare tutto lo sviluppo del modo di giocare in fase offensiva, perché non possiamo pensare tanto alla profondità e alle fiammate velocissime, ma dobbiamo cercare, se possibile, di fare qualcosa di diverso. Questo è quello su cui stiamo lavorando, sia dal punto di vista della disposizione degli uomini e sia dal punto di vista proprio del modo di giocare la gara. Che cosa chiede a Denis e che cosa si aspetta di vedere da lui, insomma? Se sarà lui. Hai già deciso che gioca lui? No, se sarà lui. A Denis o Corradi, allora, diciamo così. Che giochino, ma tutta la squadra, che facciano la loro partita, che diano il meglio, che mi auguro di vedere la mia squadra tonica e molto concentrata sulla partita, perché noi stiamo tentando di lottare per il quarto posto e ogni partita è una partita ancora non decisiva ma sempre molto importante, niente di più che quello che chiedo a tutti gli altri e tutte le domeniche. Però domani ci vuole di più, perché è Napoli, non perché abbiamo delle defezioni, perché troviamo un'avversaria di grande qualità, di grande livello, con un entusiasmo incredibile, in un ambiente caldissimo, e allora bisogna, se possibile, raddoppiare le forze. Senza sapere chi, ma lei ha già deciso? Sì. Ti ha lasciato qualche storia in settimana, l'epilogo, insomma, atroce, per usare una parola che hai usato te, lavori con la Roma o hai notato che pure c'è voluto un po' per... No, forse su di me, perché se mi ricordo quell'episodio per 5 minuti non ho parlato. Alla fine, quando è successo vissuto quel minuto là, mi ricordo di essere rimasto pietrificato per 5 minuti. E poi, vabbè, si cambia, ma la squadra ha lavorato bene come al solito, c'è il solito clima giusto che ci deve essere in una squadra, lavoro e serenità. Adesso bisogna cercare di non fare più errori così grossolani e cercare di giocare bene. Io spero che la mia squadra giochi bene e che non faccia cavolate. Poi accetterò qualsiasi risultato da qui alla fine, ma mi interessa che la squadra giochi bene e che però mi faccia vedere che è proprio attaccata al risultato come deve essere chi ha una fame di vittoria incredibile, fame di successo e voglia di arrivare al traguardo. Il resto si accetta. Sembra più preoccupato quindi di eventuali disattenzioni che magari proprio della mancanza dei due cadri in fase realizzativa? No, nelle ultime 2 settimane abbiamo concesso agli avversari delle cose che per 4-5 mesi non avevamo più concesso.
mentre all'inizio di stagione Nelle ultime eravamo due gare, no? nelle ultime 2 partite. E questo dobbiamo dimenticarlo e anzi ricordarci che siamo arrivati in quella posizione della classifica perché non abbiamo più regalato niente a nessuno. Tornare quelli da quel punto di vista lì e ritornare e giocare bene, ma giocare bene secondo me non è mai mancato. Tutta la polemica che è nata da lunedì Monica, ti chiedo se puoi usare il microfono. Sì. Tutta la polemica è nata a Napoli da lunedì fino a oggi praticamente, prima su di Natale quando chiedevano la squalifica, poi insomma tutta una serie di piccole provocazioni. Hanno infastidito la squadra o l'ha resa ancora più grintosa per dare il meglio anche viste le assenze? Io non le ho mica seguite queste polemiche, e non credo che le abbiano seguite i ragazzi, penso che proprio questo sia lontano dal nostro modo di pensare. Non ci lasciamo influenzare da questo tipo di cose. Così come non dobbiamo, come ho detto, sentire nessun tipo di vittimismo su di noi o di alibi legato a qualche errore arbitrale. Prima bisogna guardare sempre i propri errori, così come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri, quello che è successo sabato. No, un allenatore deve lavorare su quello su cui può incidere, che è la capacità o la possibilità di non commettere errori. Io non posso incidere sulla possibilità che l'arbitro non commetta errori e quindi punto sul lavoro. Allora, si è detto peste e corna dell'arbitro, ma l'arbitro sbaglia come i giocatori. Appena detto. Si è detto peste e corna allo spogliatoio anche nei confronti di Quadrato e Pinzi, perché hanno sbagliato in egual misura. Io ho parlato con loro singolarmente. Mister Domizzi in settimana ha detto che quella di Napoli non è una gara chiave. Lei che importanza attribuisce a questa partita? No, credo che abbia detto che mancano ancora tante partite e per tutti gli obiettivi tutti sono in corsa e nulla è decisivo. Che sia importante ce ne rendiamo conto dagli 80.000 che troveremo domani, dalla classifica che abbiamo, da un sacco di cose, dal fatto che è vero manca ancora tante partite, ma ne togli una e cominciano a esserci sempre meno punti in palio, quindi l'importanza è forte, è notevole, la decisività non c'è ancora. In questo finale di campionato, la mia ultima domanda, serve più, in questo finale di campionato, secondo lei serve di più la squadra al meglio, un po' di fortuna o la mano del tecnico? La squadra, i giocatori sono sempre fondamentali, mi ha sempre detto che sono i veri protagonisti loro, e quindi io, come ho detto all'inizio settimana o alla fine della settimana scorsa, all'inizio della settimana, io spero solo che la mia squadra possa tornare a lavorare in gruppo con tutti gli elementi. Questa è l'unica speranza che ho, perché la nostra bravura, ma non mia, quella dello staff medico, fisioterapico, dei preparatori, è stata che non abbiamo avuto un problema muscolare importante per tutta la stagione. E proprio adesso ci capitano delle cose perché Totò è fuori da una settimana e forse rischia anche la prossima per aver colpito male una palla, cosa che non gli capiterà una volta in allenamento, non per altro. Per aver picchiato male un tiro, insomma, per aver una cosa del genere. E allora mi auguro che questa professionalità che abbiamo messo, che ha messo la squadra prima di tutto, ma chi ha lavorato sulla squadra per questo aspetto, venga premiata, perché sarebbe veramente un peccato. Basta, chiedo solo questo, perché poi noi la salute, la condizione ce l'abbiamo, la voglia di allenarci ce l'abbiamo, e se siamo tutti abbiamo la possibilità di lavorare bene, meglio e di essere competitivi la domenica. Io chiedo solo questo, poi ce la giochiamo con tutti. Mister, visto il particolare momento, le 2 sconfitte, le assenze, può essere definita questa una prova del 9 per il gruppo, dove il gruppo dovrà emergere e quindi far vedere il carattere? No, beh, senz'altro, ma io penso che dal punto di vista caratteriale una squadra che alla 7ª era ultima e alla 30ª era è tornata qua, è andata al 4º posto, penso che una certa forza l'abbia dimostrata. Indubbiamente
noi andiamo a Napoli e cercheremo di fare bene la nostra partita, perché ci mancano delle armi, ma ne abbiamo delle altre, quindi dobbiamo utilizzare le altre. Mister, l'altra volta disse che più che preoccupato era incerto, quindi questo pesava su di lei, insomma. Questa volta togliamo l'incertezza perché dice che è già deciso, la preoccupazione invece? No, la settimana scorsa dicevo che ero incerto perché non sapevo se avevo Sanchez, non sapevo se avevo Totò, non sapevo se avevo Isla, e quindi dovevo aspettare che mi dicessero questo c'è, questo sì, questo no. Oggi ho deciso tutto già da ieri, è già tutto pronto. Ma è preoccupato questo? Perché? Per No, l'assenza? no, non sono preoccupato. Senti, il Napoli ha una caratteristica importante, gioca in velocità, perché sono rapidi. Però all'andata voi avete fatto un capolavoro, gli avete chiuso gli spazi, siete stati più che mai corti. E anche la posizione di Sanchez non partiva arretrato, eccetera, eccetera. Io credo che domani sarà un Udinese raccolto, no? Un Udinese che concederà davvero pochi spazi. Ma deve essere così, perché il Napoli prima di tutto è una grande squadra e ha dei grandi giocatori. I tre davanti sono veramente molto molto bravi, però è un complesso che funziona, che ha l'identità nella quale si vede la mano di un tecnico sapiente, e Mazzarri ha fatto un lavoro, sta facendo un lavoro straordinario. Non serve solo, cioè non basterà solo essere corti, bisognerà essere corti, attenti, aggressivi. Sì, indubbiamente occorre tutto, perché affrontiamo la seconda forza del nostro campionato, una squadra che si sta giocando allo scudetto, e quindi occorre mettere in campo tutte le attenzioni, però non dobbiamo rinunciare a giocare. Però all'andata la cosa che mi aveva colpito è che loro di spazi non ne hanno avuto. All'andata sì, avevamo studiato la partita in un certo modo. Mi sembra che l'aveva studiata all'identica maniera domani. Vedremo. Con qualche novità. Sì, Vedremo, dai. Certo che la compattezza deve essere, perché il Napoli se no non ti dà né tregua né scampo. Posto così? Ok? Grazie.